Sapienze. Amait la giustizia, vuatris correggeis la tiare. Pensai dal Signor come conva, cirelu con un cur sclet, perché Lui si fa schiattà di chei che non lo tirano a ciment, e si palese al di chei che non sono malfidanti con Lui. Di fatto, i ragionamenti intorticciati slontanano di Dio, ma la forza che podot mi tu dalle provis e pare vie basoai. La sapienza non entra un'anima che fa il male, e neanche non sta un corpo sottando al peccato, perché il Spirito Santo che l'insegna allo dell'imbroi, si te lontano da ragionamenti senza dretto e alle sovat quando arriva la tristeria. La sapienza è un spirito che ul ben all'omp, ma non lo sarà senza chiastic che il blesteme coi suoi discorsi, perché Dio è testimoni dei suoi pensieri, guardian sancir dal suo cuore e ascolta la sue parole. Il spirito del Signore all'empie tutto il mondo e quel che ten ad ogni robe e conosce la voce di Dio. Perché este non potrà restare platat che il caldis robes che non van e neanche non lo sparagnerà la giustizia che corregge. Si implanterà un processo, il progetto del triste e il sonor dei suoi paraulis arriverà fin lì dal Signore a condanne di sue iniquità. Perché con le orecchie gelose ascolta ogni robe e il cisicà di che caremenin non resta platat. Guardaisi allora da remenare di band, tegnit lontane la lingua dal fevela mal, perché neanche une parole segrete non la perdute, une bocche bausarie e coppe l'anime. Finile di là ciri la muart, cui fas de vostre vite, e di tirarsi intorno la rovine con gli svoris des vostres mans, perché Dio non l'ha fatto la muart e non giud per rovine di chi che vivin. Lui ha creato tutti i robis perché sedin, per salute sono i creatori del mondo. In loro non veden velem di morte e che l'altro mondo non regna sulla tiare, che di far la giustizia non mur mai. Ma stres cui fas e cui speraulis acclamin sore di loro la morte. Croden la mia, si sono consumati per gli e con gli e han fatto un patto, perché ammertin di essi fra mies dai sei. Adisen fra di loro sonan malementri. La nostra vita è curta e brutta, non dè rimedi quando che l'ompa al fenis, e neanche no si conosce nessuno, car se di tornato di che altri mondo. O se una sus per combinazione, e dopo muars o sarà in compagni che non fossero mai stati. Fump a la sofflade di snestris narillis, e la paraule è un'elusigne talbati dal nostro cuore. Quando che sarà di studiare, il corpo diventerà cinese e il spirito si disperderà tanto agli arenglisir. Anche il nostro non, col tempo la rain dismente e nessuno si viserà più dei nostri svoris. La nostra vita passerà tanto alla ria di un null e si disperderà come la fumata, sburtate dai rai da sorelli e disfatte dal suo calore. Il nostro tempo è tanto che il passaggio di un'ombra e non dà rimedi per il nostro fin, perché all'emi tu tanti sigil e nessuno non può tornare da ur. Per la quale giorden dai ben scoven e dopren le robe creadis col fulgor de gioventù. In tiochen si diventa più buon e di profondo e non sten a lasciarsi schiampà nessuna rosa deviarte, facensi une zoe di bocui e di curufui, prima che si inflappesen. Nessun di noi non ha di manchiare agli nostri sbaraccadis. La sem perdut i segnali d'allegria, perché queste è la nostra parte e questo è il distin. Ti ben è il giusto che è in miseria, non sten a sparagnare gli veduis, e neanche non sten a averiguare perché avei candiz e perché mas dagli anni dai vieli. Le nostre vigorie che sedi la les de giustizia, perché quel che è debole non è per noi. Tindem palissi al giusto, perché non si intriga, si mette quintri i nostri svoris, non sbutta in muse, c'è che fa quintri de legge, e
nos grida perché ho l'inquintri dicemut che nos sentirà su. Al dis di vela conoscenza di Dio e si space per fame da Signore. È diventato per noi una condanna da nostri modi di pensare. Nos dà fastidio anche a viodilo, perché la sua vita è differente di altri e al va come lui di che bande. O sen considerato di lui tanto bastards e si ten lontano da nostre strade come de sporchetat, al dis che è feng da just e gliele fortunate e si ten in bon di Dio par pari. Viodegmio se li so speraulis a son veris e provegn ciò che succederà all'ultimo. Se il just alle proprie fede di Dio, lui gli darà una man e lui libererà di smans dal nemico. Mettendo gli provis con offesis e con torments, per via di troppo dolce calè e per stazzare troppo che sopporta il male. Condannendolo ad una morte vergognosa, perché usanza lui, Dio lo parerà. Loro ragionano così, ma si sbagliano. La loro tristeria è proprio svorbas, non conoscono i misteri di Dio, non sperano in una pace per onestà e neanche non credono al premio di sanimi senza magle. Proprio Dio ha creato l'uomo per non calcare fra i desut e lo ha fatto sul stampo da soiesi. Ma per invidia dal diavolo la morte è entrata dal mondo e le stanno provando oggi chi che son sei.